Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Questa mattina parliamo di politica. È vero, non c'è la data delle prossime elezioni regionali, ma siamo già in campagna elettorale perché il termine ultimo sarà comunque verso fine novembre e quindi è un'estate tutt'altro che di riposo. C'è già un candidato, è il candidato del centro-sinistra, Giovanni Manildo, che abbiamo il piacere di avere qui con noi questa mattina. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. L'osservazione è quasi scontata, quasi si sarà anche stufato di sentire. Per una volta tanto il centro-sinistra si è organizzato prima della controparte, perché il centrodestra ancora viaggia apparentemente, almeno a quello che è dato sapere, in alto mare, mentre il centro-sinistra già da un pezzo che lei è stato ufficializzato come candidato e tra l'altro candidato unitario. Sì, infatti è una cosa bella, ci godiamo questa novità, ci godiamo il fatto di essere partiti in anticipo, di aver costruito una gran bella coalizione. Ringrazio chi ha lavorato, i partiti, le reti civiche, i portatori di interessi, tutti i soggetti che da più di un anno hanno lavorato sul programma, hanno lavorato su un linguaggio comune, quindi ho la fortuna e la responsabilità di rappresentare questa bella coalizione, la più ampia degli ultimi 15 anni. Formata da chi? Vogliamo ricordare, manca se non sbaglio ancora Azione Italia Viva, ma poi il panorama del centro-sinistra è tutto rappresentato? Il panorama del centro-sinistra è rappresentato tutto, Italia Viva già aderito, con Azione stiamo lavorando in modo che sia un campo largo su cui anche piantare la cosiddetta tenda riformista. Questa unità e condivisione è legata anche alla scelta del candidato, perché lei sicuramente può essere identificato come un candidato, chiamiamolo così, trasversale. Diciamo che io interpreto questo percorso è partito prima di me, è un percorso che dura da più di un anno, c'è stato le primarie delle idee, c'è stato un confronto sul linguaggio, sulla proposta, unire diverse angolazioni e diversi modi di vedere la realtà, ma uniti con un unico progetto, quindi quello di vestire l'alternanza dopo 30 anni di centrodestra. Io ho la fortuna di rappresentare questa coalizione, quindi per storia, per carattere, per tipologia di azione mi sento molto nella figura del federatore, di colui che unisce e cerca di trarre le cose comuni da diversi angoli di visuale. Attraverso questa visione da federatore, come lei ha appena definito, secondo lei riuscirete a erodere quei voti sicuramente di elettori di centrosinistra che in passato hanno dato il loro voto a Zaia? Questo può essere un elemento? Questa è l'ambizione, è il progetto, perché è innegabile che Luca Zaia sia andato oltre gli steccati della Lega. Beh, il 76% dell'ultima volta lo dimostra. La Lega mi pare il 16%, sì, no? Esatto, lo dimostrano, quindi... lo dimostrano i numeri, ma lo dimostra anche il contegno, anche alcune battaglie che ha fatto Luca Zaia andavano oltre quelle della Lega. Fine vita in primis. Quelle del fine vita, certo, e anche il contegno su molti temi. L'ambizione della nostra coalizione è proprio quella di essere credibili come coalizione. Molto spesso io ho provato a fare dei sondaggi tra gli amici, tra le persone che conosco, si vedono le cose che si devono migliorare e c'era però un deficit di credibilità della coalizione di centrosinistra. Ecco, penso che il vero vantaggio di essere partiti prima, di aver costruito un linguaggio comune, di essere uniti e coesi, sia proprio questo, un attestato di concretezza e credibilità. Questa volta facciamo sul serio. La lista Zaia, no, che non piace, parliamo all'interno del centrodestra, che non piace solo alla Lega, piace un pochino a Fratelli d'Italia, non piace affatto a Forza Italia, quindi non si sa se ci sarà o meno. È questo forse l'elemento da abbattere maggiormente, l'avversario più ostico in questa campagna elettorale? No, l'avversario più ostico siamo noi. Cioè io penso che nel momento in cui una forza arriva al 76% ci si deve interrogare sui meriti dell'altra, ma anche sui propri demeriti, sulle cose che si possono fare meglio. Non è l'ultima campagna elettorale, ma è dal 2005-2010 che siamo come centrosinistra andati sempre peggiorando nei numeri. Ecco, ritengo che la nostra cosa da abbattere sia quello che dicevo prima, la credibilità, la forza, la capacità di essere sì vestiti dei nostri ideali, dei nostri valori, ma avere proposte concrete e forti per il Veneto. Poi sicuramente dall'altra parte avevamo Zaia che aveva giocato un po' tutti i ruoli, aveva occupato la scena,
Però sicuramente si volta pagina, e questo voltare pagina in queste elezioni si dimostra dal fatto che il centrodestra è ancora impegnato in questa lotta di successione, non ha ancora risolto chi sarà il delfino di chi ha governato, del presidente degli ultimi 15 anni, e noi invece siamo dall'altra parte e stiamo cercando di vestire concretamente con l'ascolto, col confronto, un programma che c'è già, con degli assi portanti molto forti, però siamo tornati tra la gente, ed è questa la cosa secondo me più bella, tra le persone, ascoltarli e vedere anche, ascoltare i loro suggerimenti. E quello che ho sentito in quest'ultimo periodo, che sono stato veramente tanto insieme alle persone, è: questa volta è diverso, dai che incominciamo a essere credibili, e questa mi dà molta soddisfazione, perché è un'ondata, una marea che nasce dal basso. L'auspicio è quello di essere contagiosi, e penso che potrà essere una campagna con molte sorprese. In che cosa è diverso? Perché il tra la gente, mi perdoni, non sono pochi anni che faccio questo lavoro, ma ogni volta che c'è una campagna elettorale, ogni partito dice: dobbiamo percorrere il territorio, dobbiamo essere tra la gente. Se non sbaglio anche i vostri candidati, io mi ricordo la vostra candidata Alessandra Moretti, che si fece il giro dei 575 comuni del Veneto. Ecco, che cosa c'è di diverso in questo essere tra la gente? Bisogna essere tra la gente ascoltando, avendo la capacità di accogliere i problemi, non con la presunzione di avere già le risposte in tasca. Molte volte al centro-sinistra era stato dato questo stigma, questa etichetta di persone che vanno, non ascoltano e spandono il loro verbo e insegnano a vivere. Ecco, e penso che ci sia un grande cambiamento su questo. Siamo tutti dalla stessa parte, è un momento, al di là di come sembra al Veneto, molte criticità, ci sono molte fragilità, sicuramente ci sono tante cose belle e siamo tutti fortunati di vivere in Veneto, però ci sono tante cose che devono essere migliorate. Essere tra la gente vuol dire ascoltare le persone, avere la capacità di accogliere quelle che sono le preoccupazioni, da centro-sinistra incominciare a parlare con forza di sicurezza, per esempio, avere la pazienza e la voglia di capire che anche noi vogliamo fortissimamente la sicurezza per le nostre città, per i nostri territori, incominciare a parlare di temi che ho sentito molto vicini, quelli della sanità, accogliere le preoccupazioni e insieme creare futuro. E non è un caso che abbiamo scelto come slogan di questo inizio campagna creare futuro. Creare è un imperativo, proprio dobbiamo creare futuro, perché chiunque si candida a un organo di governo, ad amministrare un organo importante, un'istituzione importante come la Regione, la missione è proprio quella di creare futuro, creare prospettiva e creare ottimismo. Questo potrebbe essere anche un punto di contatto con Zaia, no? Che aveva scritto un libro, I pessimisti non fanno fortuna. Ecco, infatti ci sono tanti elementi che, insomma, in questa bocciatura del terzo mandato, più di qualcuno si è chiesto: ma magari si candida tra le file del centro-sinistra, credo che, insomma, no, allora, il suo essersi dedicato alla Lega, infatti lei prima faceva un ragionamento, ascoltare le persone, interpretare, no, le esigenze del territorio, che era un po' il mantra della Lega degli anni 90. Quindi è il mantra di chi fa politica in modo serio. Cioè, io penso che il mantra sia quello di non essere autoreferenziali, di pensare noi quello che devono pensare la gente. Questo è un atto di presunzione che ti porta a essere sempre più lontano dalle persone. E invece bisogna ascoltare, certo la proposta è fondamentale, bisogna andare, quando dico creare futuro, bisogna avere delle idee per creare prospettiva, bisogna studiare, avere energie, competenze, entusiasmo, ma bisogna anche avere questa fortissima capacità di ascolto, che penso che sia propria dei partiti strutturati, sì, non soltanto della Lega, ma era anche della tradizione del Partito Democratico, ancora più indietro. C'è in qualche modo il fatto che il Partito Democratico e tutto il centro-sinistra del territorio in qualche modo abbia detto ai vertici nazionali dei vari componenti della coalizione: si parte dall'ascolto, un po' costruiamo noi il programma, non viene calato dall'alto, dal Nazareno, dalle segreterie? Ma è quello che è successo, perché avevo premesso che sono grato del percorso e che sono interprete di un percorso iniziato prima di me. Sono state fatte le primarie delle idee, sono state ascoltate molte persone e ovviamente c'era una rete di temi, quindi c'è stato un lavoro
precedente da parte delle segreterie dei partiti, lavoro anche di anni precedenti. Su questa rete si sono innestati i contributi che sono arrivati dalle persone e questo lo stiamo arricchendo ancora di più. E quindi certo c'è un'autonomia nella predisposizione del nostro programma, ovviamente, questo la rivendico e mi piace questa cosa, ma c'è anche l'umiltà di ascoltare, perché possono arrivare esempi virtuosi, per esempio da altre regioni, penso alla Campania, al Piemonte, si parla di biglietto gratuito, di trasporto gratuito per gli studenti, è sicuramente qualcosa che va inserito. Nell'Emilia Romagna la tendenza, il percorso per arrivare ai nido gratuiti, anche questo è un tema che va messo, perché è importante sia dal punto di vista della crisi demografica, sia dal punto di vista della capacità di lavorare, soprattutto della donna, perché quando arrivano dei figli, diciamolo francamente, la cura dei figli è data di più anche la cura dei genitori, perché ecco, questo è un altro problema che andrebbe quello degli anziani, sottolineato. quello degli anziani è un tema pazzesco, numerico. Sono tantissimi gli anziani, sono la maggioranza della nostra popolazione. Avete delle proposte in merito per certo. Rendere l'assistenza domiciliare non qualcosa spot, ma che sia una rete organizzata a sostegno delle famiglie? Perché allora, sugli anziani c'è un grande problema che bisogna dividere tra gli autosufficienti e i sufficienti, e gli indipendenti. I non autosufficienti c'è un tema di entrata nell'RSA, c'è una coda, una lista d'attesa molto importante, su questo bisogna agire, l'abbiamo detto, bisogna avere delle risorse, bisogna fare la riforma delle IPAB che è ferma in Veneto, anche questo è un punto molto concreto che dobbiamo fare. Dobbiamo pensare in modo programmatico e strutturale all'assistenza degli anziani, perché anche domiciliare, perché certo, così non può funzionare. Certo, anche il sostegno, poi diciamo, le sollecitazioni che ho avuto in questo periodo riguardano tantissimo le liste d'attesa e gli anziani in casa. Liste d'attesa per le visite. Le liste d'attesa per le visite e gli anziani, cioè sono i problemi, diciamo, nel mio personale sondaggio, sentendo le persone, una mappa emotiva, diciamo, le priorità sono queste. Senta, parlando sempre appunto di programma, quali altri elementi mettete sul piatto? E mi riferisco in particolar modo all'autonomia. Sì. Che ruolo avrà all'interno di un eventuale vostro governo? Allora, premesso che a me l'autonomia piace, nel senso che vengo da il mio lavoro, l'avvocato, è l'unione di potere e responsabilità che non è altro che l'autonomia. Ecco, diciamo che è stata usata molto come bandiera, l'autonomia non si è perseguita concretamente come si è annunciato, anche il Presidente Zaia più volte ha annunciato questa autonomia, ma sembrava proprio l'annuncio, un eterno al lupo, l'autonomia del Veneto. Ecco, però insomma, è che è al governo che poi certo, esatto. Non poteva dichiarare l'indipendenza, già ci aveva provato Bossi nel 1996, si è fermato un attimino prima perché sennò era attentato alla però Costituzione. Diciamo, siccome ho letto entrambi i libri di Zaia, sia Ragioniamoci sopra che quello sull'autonomia, è stato intelligente nel discernere tra referendum sull'indipendenza e referendum sull'autonomia. Il referendum sull'indipendenza sarebbe anticostituzionale perché ovviamente abbiamo il singolo Stato sovrano. Il referendum sull'autonomia era assolutamente legittimo. Il titolo quinto della Costituzione. Bravissima, esatto. Ecco, io ritorno alla Costituzione. A me piace molto la nostra Costituzione, ritengo che la nostra Costituzione sia stata scritta oltre che dei geni, da persone che erano animati da una grandissima idealità e una grandissima capacità di ricostruire. Il sistema del regionalismo inserito nella nostra Carta Costituzionale penso che sia la strada per una vera autonomia. Quindi l'autonomia non è un tabù, non è di destra, non è di sinistra, l'autonomia è un modo maturo di amministrare e nel modo migliore possibile le risorse che si hanno a disposizione, quindi penso che sia qualcosa che debba essere con intelligenza perseguito. Parlando sempre di autonomia, Andrea Martella, il segretario regionale del Partito Democratico, vuole presentare o ha presentato un disegno di legge, insomma una proposta di legge perché Venezia possa essere considerata come Roma Capitale, quindi una sorta di città
autonoma, anche se per avere questo bisogna riformare la Costituzione, quindi i tempi saranno lunghissimi e nel frattempo si chiede il rifinanziamento della legge speciale, la chiede Martella, la chiede Brugnaro, la chiede Zaia, insomma sono tutti d'accordo su questo punto. Allora, come vede questo elemento da candidato alla Regione? Vedo positivo il progetto di legge costituzionale proposto da Andrea Martella, la riforma dell'articolo 114 della Costituzione, l'inserimento quindi come ente autonomo della città di Venezia, e penso che sia giustificato dalla grandissima peculiarità di Venezia. Venezia ha delle specificità di immagine, di fisiche, vive sull'acqua, vive sui pali, è un'eterna lotta con l'acqua, il Mose non è sufficiente per garantire il futuro della nostra Venezia. C'è il tema poi che vanno gestiti proprio le materie su cui vuole l'autonomia il disegno di Martella, che sono quelli dei negozi, quindi cioè del turismo, degli affitti commerciali, delle attività commerciali, dei trasporti e della mobilità. Questi sono proprio i temi dove è necessario ripensare a finalità e finanziamenti. Penso quindi che la strada debba essere bipartisan. Io penso che sia una buona idea e le buone idee devono essere sostenute. A me piace la politica che vuole migliorare la situazione per tutti, e ritengo che Andrea Martella abbia avuto una buona idea e mi stupirebbe che non ci fosse l'accordo bipartisan su questo. Parliamo di sanità, no? Che di fatto è un ambito in cui la Regione ha una sua autonomia. Lei prima faceva riferimento alle liste d'attesa. Noi stiamo documentando, ovviamente anche dati alla mano forniti dalla Regione, non credo che siano taroccati, sì, che insomma c'è stato un abbattimento notevole di queste liste d'attesa. Se ancora ci sono dei residui, questo è legato alla mancanza dei medici, alla mancanza di operatori sanitari, mancanza che non si riesce a risolvere con delle assunzioni perché appunto non c'è personale, no? E di questi giorni anche la querela in merito, stanno al 31 di luglio, sono scaduti i gettonisti, la possibilità di assumere gettonisti, si parla di assumere medici che vivono in Italia ma il cui titolo di studio non è riconosciuto. Cioè, in questo ambito qual è la vostra posizione e qual è il problema, come va risolto? Perché è vero anche che anche sul tema sanitario gli avversari, diciamo, si stanno anche un po' logorando con fuoco amico, perché sì, Forza certo. Italia forse sì, attacca sì. Sul tema sanità più di quanto lo facciate voi. Certo. Allora, partiamo dai dati. Le liste d'attesa calano anche perché c'è un grande ricorso al privato e c'è anche la rinuncia a cure mediche prenotate, quindi non soltanto perché vengono esaudite le richieste, ma perché c'è una fuga da quelle richieste, quindi c'è una fuga verso il privato o una rinuncia, ed è proprio quello che vogliamo evitare. Io penso che la sanità come diritto universale, la sanità pubblica, sia una delle conquiste più grandi che abbiamo avuto, anche unita al socio-sanitario. Ogni volta do un tributo a Tina Anselmi perché penso che sia stata una grandissima riforma quella pensata da Tina Anselmi. Il diritto universale alla salute, alla sanità pubblica va preservato, va coltivato. E ci sono varie forme di privatizzazione. C'è la forma di privatizzazione a cui faceva riferimento lei, richiesta da Tosi. Tosi dice andiamo al modello lombardo, andiamo verso la privatizzazione della sanità, andiamo con grande decisione. Ecco, io ritengo che questo non si debba fare. Oppure il lasciar fare, che è un po' il modello che degli ultimi 5 anni, soprattutto degli ultimi 5 anni della Regione Veneto, dove si è per mancanza di risorse, per mancanza di personale, si è un pochettino aumentato il ricorso al privato. Noi abbiamo il Veneto come spesa privata in materia di sanità è una tra le più alte d'Italia, se non la più alta d'Italia, con 790 euro pro capite. Però ha una quota di sanità privata che è decisamente ridotta rispetto al 10-12%, che invece se pensiamo alla Lombardia o Lazio siamo quasi al 50%, sono infatti più le strutture private che quelle pubbliche. Certo, infatti Lombardia e Lazio sono i modelli a cui vuole tendere Tosi, che noi vogliamo invece
rimanere sul nostro modello e anzi migliorarlo e rinvigorirlo. Ci sono due temi per le risorse della sanità. Il primo che deve essere una priorità nazionale, finanziare i servizi sanitari, quindi ci si deve attestare a un 7% del PIL per le spese sanitarie, adesso siamo a meno del 6% e dobbiamo assolutamente, questa deve essere una lotta di tutti perché arrivi al 7%. Poi il tema diceva del personale, il personale deve essere adeguatamente valorizzato e ci deve essere un piano strutturale per il personale, medici e operatori sanitari. Ho letto, dicono tutti, Schillaci, tutti dicono che è finita l'era dei gettonisti e penso che sia giusto anche perché bloccavano le assunzioni e le risorse andavano a errorare i gettonisti piuttosto che a fare qualcosa di stabile, quindi a curare un sintomo piuttosto che a curare la causa. Il riconoscimento di medici, operatori sanitari, cioè l'utilizzo all'interno del nostro sistema di soggetti che hanno titoli stranieri non riconosciuti in Italia era giustificato dall'emergenza del Covid, non può diventare una misura strutturale. E penso che, infatti anche su questo appena ho sentito la notizia avevo invitato alla Regione l'assessore, fermatevi, cercate di concertare la risposta perché non si può prescindere, anche qui l'ascolto, la capacità di ascolto e non pensare di avere tutte le risposte da soli, con l'ordine dei medici, con gli operatori, perché insieme si deve costruire questa risposta. Sono temi difficili, nessuno pretende che si abbiano da soli le risposte come un jukebox, però il percorso per arrivare alla risposta migliore ci deve essere. Quindi quando dicevamo all'inizio la nostra coalizione, passiamo dal Veneto di uno al Veneto di tutti, questo è anche esattamente il metodo, il modo con cui vogliamo affrontare i temi. Un tema è difficile, si cerca di essere l'asse decisore, certo, colui che si assume le responsabilità, ma si assume le responsabilità ascoltando tutti i portatori di interesse qualificati che possono portare un valore aggiunto. E sul tema della sanità questi temi vanno affrontati insieme, va spiegato perché il 30% dei primari fa più di 8 ore in strutture private, va spiegato perché a Venezia il concorso per entrare in geriatria è andato deserto. Ecco, ci sono dei temi che devono essere affrontati, magari sono battaglie scomode ma devono essere affrontate. Abbiamo ancora pochi minuti, sì. 2-3 minuti. Questione sicurezza, io la associo immediatamente a questione immigrazione, perché questa è una richiesta, anche questa trasversale, cioè deve essere un fenomeno, quello dell'immigrazione, regolamentato, che non diventi un'invasione, no? Perché poi credo che, sì, che questo tipo di richiesta arrivi un po' dalle persone. Da tutti. Allora, a prescindere da quello che uno crede. Allora, il tema immigrazione, io direi una parola, certezza nei numeri. La certezza dei numeri e la regolamentazione di chi entra. Giorgetti, ministro leghista, dice abbiamo bisogno degli immigrati, bisogno degli immigrati perché le industrie hanno dei deficit occupazionali che riescono a occupare soltanto con gli immigrati. Si ha posto anche il problema di chi ci pagherà le pensioni in futuro. Sì, però a questi immigrati bisogna anche dare una casa, no? Che sono in 50 in un'abitazione. Infatti parto dal tema certezza dei numeri. Certezza dei numeri, regole, certezza del rispetto delle regole del nostro vivere civile. Perché il tema della sicurezza va anche oltre l'immigrazione. Io ho dei figli che hanno 23, 20, 17 anni. A me preoccupa molto i fenomeni delle baby gang, il fenomeno delle baby gang è un fenomeno che è stato forse sottovalutato, ma è un fenomeno che dobbiamo assolutamente contrastare. Per far questo è necessario prendere il tema sicurezza da tutti i punti di vista, quello della repressione, quello della paura della pena, ma molto spesso questi ragazzi non hanno paura della pena, cioè sono gli stessi poliziotti, i carabinieri, i tutori dell'ordine che sono in difficoltà ogni tanto. Ecco, invece vanno assistiti, noi dobbiamo garantire dei presidi di sicurezza,
Però va anche garantito e va preservato il ruolo fondamentale della scuola. Noi come società stiamo sottovalutando il ruolo di presidio avamposto di sicurezza che sono i nostri professori, che insegnano al rispetto dell'altro, alla libertà dell'altro, al rispetto del bello. Ecco, io ritengo che anche su questo noi dobbiamo interrogarci e capire perché, anche come decoro e come dignità, io penso che i professori delle scuole superiori siano degli eroi e debbano essere considerate come delle fondamenta della nostra società. Lì va fatto un lavoro culturale anche sui genitori comunque. Certamente, perché io ho visto e c'è la tendenza di difendere sempre il proprio figlio a discapito del professore. Ecco, probabilmente c'è stata una generazione, a cui magari appartengo anch'io come età, che è stata più un fratello maggiore che un papà o una mamma dei figli, però diciamo se dobbiamo affrontare questo tema va affrontato con serietà, con tutti i temi. E poi c'è l'altro aspetto dove tanto stanno facendo i sindaci e io ritengo che la Regione debba lavorare in sinergia con i sindaci e penso alla rigenerazione dei luoghi urbani. Perché se c'è una rigenerazione e i luoghi non diventano abbandonati, non diventano dei vuoti urbani, ma diventano dei luoghi pieni di vita, è molto più facile garantire la sicurezza. Poi si innesta il tema che io vedo come presidio di sicurezza, la luce che danno anche i negozianti del centro, e io penso che questo sia un tema dove la Regione non può non assistere i comuni. Molto spesso i comuni sono stati lasciati soli, e ho molti amici tra i sindaci di comuni capoluogo, anche di colore politico diverso dal mio, e ritengo che sia necessario lavorare insieme. Questa sarebbe una cosa che farei subito appena eletto, quella di convocare tutti i sindaci dei comuni capoluogo per fare un tavolo sul commercio del centro e sulla sicurezza delle città. Io la ringrazio, ha anticipato molti temi. Sarà un'estate di incontri in Veneto o ci sarà anche una pausa di ferie, magari breve? Ma ci saranno, questo è quello, ci saranno tanti incontri e ci sarà anche una pausa di ferie con la mia famiglia. Io ringrazio Giovanni Manindo, candidato del centro-sinistra alle prossime elezioni regionali, candidato alla presidenza del Veneto. Torniamo in diretta domani mattina con 7 in punto. Grazie. Grazie a lei, buona grazie giornata. ai telespettatori.